Se la traccia è quella che abbiamo visto oggi, che abbiamo visto fra ieri e oggi, diciamo che è molto complicato e sono regole incompatibili con il nostro mestiere. Capisco lo sforzo da parte dell'amministrazione, però sono regole che non vanno bene, che ragionevolmente non consentiranno la riapertura delle discoteche in tempi brevi. Si attendeva la riapertura con trepidazione, ma se le regole sono queste saranno davvero pochi quelli che torneranno in pista. Molti gestori di discoteche e locali notturni padovani che potrebbero rimanere chiusi anche dopo il 15 giugno, la data stabilita dalla Conferenza delle Regioni che ha definito le linee guida per la riapertura dei locali di pubblico spettacolo. 2 metri di distanziamento, difficile vigilare sugli assembramenti, se poi non si dispone di un giardino estivo la distribuzione delle persone è ancora più complicata da gestire. Anche Andrea Massaggio, titolare della discoteca Villa Barbieri, ha molti dubbi sulla riapertura del suo locale. Queste restrizioni, dice, sono incompatibili con l'attività della discoteca. Il ragionamento economico onestamente viene dopo, nel senso che è il frutto del fatto che le persone si divertano o meno, siano disponibili a frequentare un locale che sono abituati a vivere in un certo modo e decidano di venirci per viverlo in un'altra maniera. Quindi alla fine poi la conseguenza sarà anche quella economica, sicuramente non soddisfacente, però inizialmente credo che il pubblico non accetterebbe di frequentare i locali in questo modo. Discoteche e locali notturni sono stati i primi a chiudere quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Dal 23 febbraio non hanno incassi, le perdite sono esorbitanti, quindi osservare tutte le precauzioni necessarie è fondamentale per poter ripensare anche alla prossima stagione invernale. Noi abbiamo alcuni dipendenti fissi e poi abbiamo molti occasionali, molti studenti, molte persone che fanno questo lavoro così provvisoriamente per pagarsi gli studi, eccetera. E quindi comunque sono molte le persone in questo momento che contavano su questo mestiere e oggi non ce l'hanno.